Buongiorno a tutti, ben trovati, ben sintonizzati su International Radio, qui in studio in compagnia di Elisa Boscolo e del programma Vox Populi, la voce del popolo che porteremo nelle vostre case. Allora, quest'oggi in nostra compagnia, come sempre, il nostro opinionista, il dottor Lorenzo Zannellato, qui in studio con me, esperto di diritto, e abbiamo una sorpresa veramente speciale, special guest oggi niente meno che l'onorevole Sergio Berlato, con il quale andremo a parlare della direttiva Green che preoccupa non poco tutta la popolazione italiana, non solo quella veneta, e soprattutto per quanto riguarda le case, le nostre abitazioni, dottor Berlato. Intanto le do il buongiorno dottor Berlato, e grazie per la sua disponibilità. Un saluto a voi e tutti i vostri ascoltatori, buona giornata. Allora, dottor Berlato, io cederei la parola al dottor Zannellato. Io penso che il dottor Zannellato non abbia neanche dormito stanotte dall'emozione di poter parlare con lei, perché aveva diverse domande da farle. Intanto appunto inerenti alla direttiva Green. Quindi cederei la parola a Lorenzo, prego. Sì, benissimo. Come tutti sanno, il 12 aprile è stata approvata di quest'anno in via definitiva la direttiva Green sulla casa. Questa direttiva Green nasce con l'obiettivo di ridurre le emissioni di anidride carbonica e di ridurre il consumo energetico delle abitazioni residenziali. Questo è quanto. Io non starò qua a fare la cronologia perché appunto voglio lasciare spazio all'onorevole Sergio Berlato, ma una cosa voglio dire: tutto questo nasce da presupposti scientifici o fatti passare come tali, ma in realtà a mio avviso i mass media selezionano con dovizia i supposti scienziati per dare una narrazione a senso unico, in modo da giustificare quelli che sono dei sacrifici che potrebbero costare caro alla popolazione italiana. Si parla, secondo le stime del Codacons, dai 20 ai 30 ai 50 60 mila per famiglia, per quanto riguarda appunto il costo di queste ristrutturazioni residenziali per arrivare alla entro il 2030 fare in modo che questi obiettivi siano realizzati, addirittura arrivare alla neutralità climatica entro il 2050. Io qua vorrei leggere alcuni pezzi di un noto scienziato, di un esperto del clima che si chiama Patrick Moore. Alcuni pezzi, non tutto, perché dopo diamo la parola all'onorevole Sergio Berlato. Patrick Moore, studioso ecologista e leader di lungo corso nel campo ambientale internazionale, con un dottorato di ricerca in ecologia dell'Università della British Columbia, eccetera, eccetera. Nel 71 fondava Greenpeace, la più grande organizzazione di attivisti ambientali nel mondo. Gli hanno fatto un'intervista. Io adesso leggo alcuni pezzi, tanto per introdurre questa discussione, ok? Visto che in televisione fanno sentire sempre coloro che dicono questo cambiamento climatico è causato dall'uomo. Ecco, io faccio parte di coloro che non sono assolutamente d'accordo e che addirittura non sono neanche d'accordo con la transizione ecologica moderata. Proprio non sono d'accordo in maniera radicale. Allora, cosa dice il nostro dottor Moore? Greenpeace è stata dirottata dalla sinistra politica quando ha capito che c'erano soldi e potere nel movimento ambientalista. Gli attivisti politici di sinistra in Nord America e in Europa l'hanno trasformata da organizzazione scientifica, ok, a un'organizzazione politica di raccolta fondi. Oggi gli ambientalisti concentrano principalmente sulla creazione di narrazioni progettate per infondere paura e sensi di colpa nel pubblico, in modo che il pubblico invii loro denaro. Poi gli hanno fatto una domanda: cosa pensa del comitato dell'ONU sul clima? Fa scienza? E allora questo Patrick Moore risponde: l'IPCC assume scienziati per fornire loro informazioni che supportino la narrazione dell'emergenza climatica. Le loro campagne contro i combustibili fossili, l'energia nucleare, l'anidride carbonica, la plastica, eccetera, sono fuorvianti e mirano a far credere alla gente che il mondo finirà a meno che non paralizziamo la nostra civiltà e distruggiamo la nostra economia. Vado avanti perché non posso leggere tutto.
praticamente anche per dire bandire il cloro, sapete, no? Che ogni tanto c'è questa questione, no? Lui risponde: i miei colleghi direttori decisero che Greenpeace avrebbe dovuto iniziare una campagna per bandire il cloro in tutto il mondo. Ma l'aggiunta di cloro nell'acqua potabile alle piscine e alle terme è stato uno dei progressi più significativi nella storia della sanità pubblica. Vero. Nel prevenire la diffusione del colera. E bla bla bla. Insomma, io ho fatto altre selezioni. L'obiettivo era di spaventare il pubblico. Poi ancora, l'obiettivo della narrazione è sostenere la teoria dell'apocalisse ambientale. Poi ancora concludiamo. Faccio l'ultima parte. Alcuni credono che l'anidride carbonica sia la causa principale del riscaldamento degli ultimi decenni, ma sono principalmente scienziati pagati da politici, burocrati, da media che fanno notizia e da attivisti che fanno soldi. Se l'anidride carbonica fosse la causa principale del riscaldamento, allora dovrebbe esserci un aumento della temperatura in corrispondenza dell'anidride carbonica. Noi e finisco qua. Vorremmo sapere, dottor Berlato non ha detto cose da poco, Zanellato, quindi io adesso... Noi saremo veramente curiosi di sapere lei cosa ne pensa, cosa ci dice a riguardo. Poi Zanellato riporta delle affermazioni di un personaggio molto importante che ha fondato Greenpeace e che dice semplicemente la verità. Dice semplicemente la verità. Allora, guardate, prima parlavate di questo Green Deal, no? Di questo affare verde che viene approvato in Europa da una maggioranza che è ben definita. In Europa, a governare l'Europa sono le famiglie politiche appartenenti ai popolari, ai socialisti e ai liberali verdi. La stessa Commissione europea è espressione di questo tipo di maggioranza di centrosinistra. Ma al di là dell'appartenenza politica o partitica, questo Green Deal è permeato da un'ideologia animale ambientalista che sta provocando dei danni incommensurabili, non solo alla nostra economia e alla nostra occupazione, ma anche all'ecosistema. Basti pensare a questi provvedimenti, noi in attuazione di questo Green Deal. Noi abbiamo votato convintamente contro questo Green Deal e tutti gli altri provvedimenti, tipo le case green, tipo l'eliminazione dal 2035 di tutte le auto con motore benzina o diesel, la questione legata al ritorno alla natura, la questione legata alla carne sintetica, ai cibi sintetici in genere, alle farine di grillo o di vermi, altre robe del genere. Tutte decisioni, ripeto, prese a maggioranza da questa coalizione di centro-sinistra che governa attualmente l'Europa, e spero che la governi solamente fino al 9 giugno prossimo 21. Ce lo auguriamo un po' tutti. Sì. E noi, il nostro obiettivo è quello di cambiare maggioranza e fare in modo da passare da una maggioranza di centro-sinistra a una maggioranza di centrodestra con i popolari che governano assieme a noi, che facciamo parte della famiglia politica dei conservatori riformisti europei e di altre destre moderate europee. Questo è quello che noi stiamo facendo e siamo convinti che se gli elettori europei lo vorranno ci sarà questo cambiamento di maggioranza dal 9 giugno in poi. Allora, perché l'8 e 9 giugno c'è il rinnovo del Parlamento europeo attraverso il voto che è stato fissato in quelle date. Allora, per analizzare sinteticamente le cose, la questione quindi del Green Deal, il primo, che case green, una decisione folle, perché con la scusa di voler efficientare dal punto di vista energetico le nostre abitazioni, si impongono ai privati costi che sono proibitivi. La stima fatta dalla Commissione europea prevede che ogni proprietario di abitazione, per portare la propria abitazione ai parametri richiesti dalla Commissione europea, ogni proprietario di abitazione debba spendere dai 50 ai 60 mila euro per fare cosa? Per cambiare i serramenti, per cambiare l'isolamento, per cambiare le caldaie, cioè tutta una serie di interventi per efficientare la propria abitazione dal punto di vista energetico e portarla ad essere green. E allora qualcuno dice, bello, perché in questo modo inquiniamo meno. Bene, allora ricordiamoci che non tutti sono nelle condizioni di poter tirare fuori di tasca propria 50-60 mila euro. Ci sono delle persone che hanno ereditato la loro abitazione dai genitori o dai nonni e che magari non hanno neanche un reddito sufficiente per garantire a se stessi e alle loro famiglie un'esistenza dignitosa. Bene, costoro sono nell'impossibilità di poter tirare fuori questi soldi di tasca propria. Sapete qual è la sanzione prevista per coloro che non
si sottopongono a questo al ricatto verde, la sanzione è questa: la propria abitazione esce dal mercato, cioè non può più essere né affittata né venduta. Questo comporta non solo una sostanziale esproprio delle abitazioni per tutte queste persone, ma comporta anche ovviamente un innalzamento dei costi di vendita delle case che poi sono green, cioè arrivano a quei parametri, e un innalzamento dei costi degli affitti, perché se noi tagliamo dal mercato il 30-40% delle abitazioni perché non arrivano ai parametri green, capite bene qual è il contraccolpo. Ma al di là di questo, noi diciamo, se l'Europa vuole efficientare dal punto di vista energetico le nostre abitazioni, che sia l'Europa a tirare fuori i soldi, non obbligare i cittadini, i privati a tirare fuori questi soldi, anche considerando che questo tipo di iniziativa, che noi riteniamo folle, è iniziativa che colpisce prevalentemente gli italiani, perché gli italiani, a differenza di quanto avviene nel resto d'Europa, per l'80% gli italiani sono possessori di casa propria, cioè c'è la cultura del mattone, no? Come ben sapete anche voi. Esatto. Cosa che non si verifica negli altri paesi europei, perché nella stragrande maggioranza degli altri paesi europei gli immobili sono di proprietà di fondi comuni di investimento o di multinazionali, e quindi noi italiani siamo particolarmente colpiti da questo tipo di decisione insensata. E la cosa che ci ha veramente stupito è vedere deputati italiani al Parlamento europeo votare contro l'interesse nazionale solamente per seguire un'ideologia folle, che è l'ideologia green. Ma vi faccio un altro esempio. Prima parlavo della questione della eliminazione dal territorio europeo entro il 2035 di tutte le auto con motore diesel o benzina, cioè vogliono obbligarsi ad andare tutti quanti con le auto elettriche. Allora, la prima valutazione semplicistica: bello, perché così con le auto elettriche inquiniamo meno. Dobbiamo però dire la verità ai nostri ascoltatori. Innanzitutto, se noi ci priviamo della possibilità, solo in Europa, se voi vedete l'Europa nel globo terracqueo è una piccola macchiolina, no? Esatto. Tutti gli altri paesi non hanno adottato questa misura insensata, solo l'Europa. Questo vuol dire questo: che eliminando i motori benzina e diesel noi dovremmo prendere le batterie elettriche, no? E allora, e dove le prendiamo? Attualmente il 90% del mercato delle batterie elettriche è nelle mani dei cinesi, i quali, una volta che noi andremo lì a elemosinare l'acquisto delle loro batterie elettriche, avendo il 90% del mercato mondiale già adesso, le loro batterie elettriche ce le daranno alle condizioni e ai prezzi che vorranno loro, magari dicendoci: se avete bisogno delle nostre batterie è meglio che compriate anche le nostre auto elettriche, perché le nostre batterie funzionano meglio con le nostre auto elettriche. Capite l'assurdità? Poi l'assurdità del non pensare che poi le batterie hanno un ciclo vitale esaurito, il quale bisogna smaltirle, e non abbiamo una industria pronta a smaltire queste batterie. Ultima cosa: se anche noi arrivassimo, nel nome dell'ideologia green, arrivassimo a sostituire tutti i nostri mezzi di trasporto, sostituirli con mezzi di trasporto a trazione elettrica, la domanda è: dove andiamo a prendere l'energia per far funzionare tutte queste auto, tutti questi pullman, tutti questi mezzi di locomozione? Se già adesso, in base alla solita ipocrisia, noi abbiamo tirato le spalle ad alcune fonti energetiche, come ad esempio il nucleare, con poi l'ipocrisia di andare a comprare l'energia prodotta dalle centrali nucleari che sono tutto attorno all'Italia. Anche su questo magari una valutazione andrebbe fatta. Quindi hanno pensato a questa transizione ecologica attraverso la sostituzione di tutte le auto a motore diesel e benzina, ma non hanno pensato a come reperire l'energia per poter caricare questa roba. Oltre al disservizio, provate voi con un'auto elettrica a fare un viaggio per lavoro. Un conto è andare a fare la spesa e tornare a casa, quindi fare pochi chilometri. Ma se uno si deve spostare per lavoro e fare centinaia di chilometri al giorno, allora se l'autonomia media di un'auto elettrica, un conto ti dicono a 400-500 chilometri, 400-500 chilometri se si va in discesa col vento a favore e ai 5 all'ora, ma se invece si usa normalmente per lavoro, l'autonomia difficilmente supera i 150 chilometri. Cosa vuol dire questo? Che io mi devo fermare ogni 100 chilometri in un'area di servizio,
per ricaricare la mia automobile. Però se trovo libera la colonnina, io ho parlato con la responsabile delle società autostrade a Bruxelles, che mi raccontava di investimenti che stanno facendo per dotare tutte le aree di servizio autostradali di colonnine di ricarica rapida, no? Per le macchine elettriche. Allora ho detto, ho chiesto, ma quante, alla fine del vostro investimento, quante colonnine pensate di piazzare sulle aree di servizio? Due. Quindi quando saranno tutti gli investimenti, in ogni area di servizio ci saranno 2 colonnine di ricarica. Allora io devo fermarmi a Firenze, se parto da Chioggia, devo fermarmi a Firenze a fare la prima ricarica, mettermi comodo, perché magari ho altre 10 o 20 macchine davanti che aspettano che la colonnina sia liberata, e dopo questo qua. Ecco, vedete su questo, ma la follia del ritorno alla natura. Voi avete visto nei mesi scorsi che gli imprenditori agricoli sono scesi in piazza nelle principali capitali europee con i loro trattori per protestare contro questa scelta dissennata del ritorno alla natura, così viene chiamato dalla Commissione europea. Quindi i nostri imprenditori agricoli, nel nome dell'ideologia verde, devono abbandonare una fetta consistente delle loro aree produttive per riportarle, quello che noi diciamo, al Medioevo prossimo venturo, cioè a condizioni acquitrini, territori abbandonati, e questo abbandonando le aree produttive. C'è una cosa di una follia. Pensate che è previsto lo smantellamento di 25.000 chilometri di argini dei corsi d'acqua per favorire le esondazioni che possono ripristinare le aree paludose. Per dire, ultima cosa, perdonatemi, non voglio abusare della vostra. Ma no, dottor Berretto, vada pure avanti. È nel quadro di questo Green Deal, no? Di questa follia verde. Allora, la questione della carne sintetica e dei cibi sintetici in generale e delle farine di grillo, pure di vermi e via dicendo. Ma io sono sempre stato nella mia vita una persona che ha sempre rispettato le scelte alimentari, sessuali, religiose degli altri. Io non ho mai criticato chi fa scelte alimentari, sessuali oppure religiose diverse da quelle che ho fatto io. Il problema qui sta nel fatto che se uno, dal mio punto di vista, se uno decide di mangiare bistecche di plastica o mangiare vermi o mangiare altre cose, se quello piace che lo faccia pure. Ma il problema è che questi, partendo dal loro furore ideologico, vogliono imporre a tutti noi di mangiare quello che loro vogliono mangiare o di seguire le loro scelte religiose o sessuali. No. E io questo non lo concepisco. Se io rispetto le scelte degli altri, pretendo rispetto per le scelte che ho fatto io. Quindi se qualcuno vuole mangiare bistecche di plastica o vuoi mangiare corteccia di pino mugo, lo faccia pure, per dire che io mangio una buona bistecca di carne oppure polenta 6, che è un piatto tipico vicentino, e lascio agli altri mangiare erba, cortecce oppure assolutamente. Il fatto, ma al di là della libertà di scelta, qui concludo, il fatto è che una volta che abbiamo smantellato tutto il settore produttivo nella zootecnia europea, che ci fornisce la carne naturale, e noi saremo costretti a comprare questa carne sintetica da poche multinazionali che avranno quindi, come le batterie dei cinesi, avranno il monopolio nella fornitura di queste proteine sintetiche, e questo ci mette in forte dipendenza nei confronti di queste poche multinazionali. Avete capito che attorno a tutto questo ruota natura stratosferica. Prima parlavate della questione del riscaldamento globale, no? Eminenti scienziati, ma voglio fare anche scienziati in casa nostra, per dire italiani, Carlo Rubbia, premio Nobel, pure Zichichi e molti altri, ci spiegano che i cambiamenti climatici sono sempre avvenuti e avverranno sempre, sempre, ma i cambiamenti climatici non sono legati alle attività antropiche, cioè attività umane, sono in minima parte. I cambiamenti climatici sono determinati dalla diversa attività solare. Quando c'è un'intensificazione dell'attività solare, questo si riflette, e il fatto dell'anidride carbonica, che ci è stata spiegata, viene presentata come un elemento inquinante, a scuola ci insegnavano
che l'anidride carbonica serve alle piante per la fotosintesi clorofilliana, Esatto. per trasformare l'anidride carbonica in Certo. ossigeno. Questo ci insegnavano a scuola. L'abbiamo Allora, qual è studiato questa tutti, narrazione esatto. del riscaldamento globale causato dalle attività produttive oppure dalle emissioni gassose delle nostre mucche, per dire, no? Come c'è stato. Capite che è una follia, tutto attorno a tutto questo, perché quando qualcuno dice guardate che è l'anidride carbonica che fa alzare la temperatura del pianeta, tutto da dimostrare, in realtà è l'esatto contrario, è l'innalzamento della temperatura legata alla diversa attività solare che accompagna un innalzamento delle emissioni di CO2, che ripeto è una sostanza naturale, non inquinante, ma Esatto. il tutto si spiega con un acronimo che è ETS. ETS cos'è? Emission Trading System, è un sistema di compravendita dei diritti all'emissione di anidride carbonica. A Londra c'è una borsa plurimiliardaria che fa da tramite per la compravendita dei diritti all'emissione. Mi spiego in sintesi, perdonatemi. Allora, il concetto che si è instaurato in Europa e che risponde a logiche di natura economica, il concetto è questo: chi inquina paga. Quindi se io inquino e se ho soldi posso inquinare quanto voglio, però pago. Allora ci sono dei paesi che hanno imperniato le loro fonti energetiche su degli approvvigionamenti che provengono ad esempio dal nucleare, che ha una bassissima emissione di CO2. Quindi questi paesi si trovano ad avere grandissime quantità di diritti ad emissione di CO2, utilizzano, e ora cosa fanno? Li vendono questi diritti ad emissione a quei paesi che invece hanno imperniato la loro economia su fonti energetiche derivanti dal carbone, dal petrolio e altre robe del genere. Quindi c'è una compravendita plurimiliardaria ETS. Andate su Google, su Wikipedia e andate a verificare e troverete la spiegazione. Quindi c'è questa compravendita plurimiliardaria di diritti ad emissione che vengono scambiati tra coloro che hanno una bassa emissione di CO2 con coloro che invece ne hanno un'emissione più alta perché sono affidati a fonti energetiche derivanti dal petrolio e dal carbone. Ecco come si spiega questa grande bufala del riscaldamento globale, che serve solamente a rimpinguare le tasche di coloro che sostengono questa teoria. Vi ricordate voi del buco dell'ozono? Vi ricorderete, no? Oppure, ecco, voi siete giovani ancora, ma non vi ricordate delle domeniche ecologiche, quando ci facevano stare a casa tutti, andare a piedi, perché ci dicevano che il petrolio nel mondo stava per finire. C'erano delle immagini del mondo che veniva strizzato e uscivano le ultime gocce di petrolio. Sapete cosa ha comportato quel tipo di narrazione? Solamente l'innalzamento del 400% del prezzo del petrolio, e adesso il petrolio ve lo tirano dietro quando volete, no? Allora, e dico, il buco nell'ozono, per un certo periodo ci hanno massacrato il cervello con questo terrorismo ecologista, secondo il quale noi correvamo il rischio di finire arrostiti dai raggi ultravioletti attraverso questo buco nell'ozono provocato dalle nostre signore che, facendosi la messa in piena con la lacca, piega, bucavano con CFC, che sono i clorofluorocarburi, che è un propellente per far uscire la lacca dalle bombolette, bucavano l'ozono, e quindi attraverso il buco dell'ozono siamo stati terrorizzati per tanto tempo. Adesso, scusate, sentite più parlare del buco dell'ozono? Mai più sentito parlare. Mai più sentito. Scusate, ecco, vi ho buttato là un po' di carne al fuoco, non sintetica, ma carne naturale al fuoco, magari per stimolare la discussione e anche la riflessione da parte di tanti che si fanno ipnotizzare attraverso dei mezzi di disinformazione pagati apposta per far circolare una narrazione che è totalmente falsa. Eppure, dottor Berlato, sembra impossibile, ma la gente sembra proprio, lei ha utilizzato il termine giusto, ipnotizzati. Ci sono delle cose che sono talmente logiche, talmente ovvie, eppure la gente, niente. I social dicono una cosa, quella deve essere, i media ne dicono e tutta la gente lì che pende dalle labbra dei media, dei social. Cioè, è assurda questa cosa. È giusto dirlo.
Perché è così. Non ci sono parole. Non è casuale, no, che non è casuale, certo. Fa parte di una strategia molto chiara, terrorizzare, no? Con l'ipotesi di catastrofi ambientali. Sì, se non provvediamo a abbassare le emissioni di CO2, si scioglieranno i ghiacciai. Sarà l'innalzamento entro il 2050, l'innalzamento del livello degli oceani di quasi 1 centimetro. Pensi, quasi 1 centimetro. Siamo rovinati. Allora, e la gente ovviamente che guarda i mezzi di disinformazione, che sono quelli che sono pagati per manipolare le masse, terrorizzandoli con queste catastrofi. Noi li chiamiamo i profeti di sventura, sono quelli che teorizzano catastrofi naturali, future e presenti pandemie. Se poi volete parliamo anche del grande imbroglio del Covid-19. Assolutamente. Avrei una domanda a riguardo, la faccio finire poi. Faccia pure, vada avanti. Sì. Sto facendo qua, quindi terrorizzare le masse per riuscire ad imporre le privazioni delle libertà individuali, o come si sta facendo in Europa, la deindustrializzazione. Cioè, io alle volte ho il sospetto che ci sia qualcuno che tira i fili in Europa, che sia sulla busta paga dei cinesi, perché stiamo facendo esattamente quello che i cinesi vogliono che noi facciamo, quindi mettere in ginocchio l'economia e le attività produttive in Europa per poi lasciare spazio oppure dipendere da altri tipi di economie, o oltreoceano oppure i cinesi, oppure ancora non si parla degli indiani. Guardate, io in Europa, quando mi vengono a parlare le delegazioni delle lobby cinesi, mi raccontano del fatto che i cinesi, noi siamo convinti che i cinesi siano quelli che possono fare i prezzi più bassi, che possono farsi a concorrenza reale. I cinesi mi raccontano che sono terrorizzati dalla concorrenza indiana, che può fare in India. Si sfornano ingegneri in quantità industriale, per dire laureati di ingegneri, quindi noi non abbiamo ancora provato la concorrenza indiana, perché siamo terrorizzati dalla concorrenza cinese, e capire che c'è sempre qualcuno che può fare un prezzo più basso sul mercato. Basta non rispettare le regole, basta non rispettare i diritti dei lavoratori, basta non rispettare le regole ambientali, basta fregarsi di tutto questo, più bassi, che poi creano concorrenza sleale, e quella contro la quale noi continuiamo a combattere sia a livello nazionale che a livello europeo. Giusto. Sì, ci sente, dottor Berlato? Sì. Io vi sento bene. Perdonatemi, il mio collegamento è precario perché mi sto spostando dall'Emilia Romagna perché corso sta campagna elettorale per le europee, di conseguenza devo andare a tenere i contatti con il mio territorio, come faccio da sempre, però non sono fermo comodamente nel mio ufficio, ma sono nella mia automobile guidata da un'altra persona nel rispetto del codice della strada. Certo. Mi sto spostando, quindi può darsi che il collegamento non sia sempre ogni tanto sì, ma anzi la ringraziamo ancora di più per questo, perché insomma poteva anche dire io sono impegnato e non riesco a fare il collegamento, invece addirittura durante il viaggio, che poteva stare beato e tranquillo per i fatti propri, per noi è ancora più veramente la teniamo nel cuore, dottor Berlato. Allora io ricollegandoci al discorso della limitazione delle nostre libertà individuali, andrei a leggerle velocemente, scusate se abbasso gli occhi ma devo guardare il telefonino, il post fatto da un certo Ludovico Mazzarolli. Io faccio il nome tranquillamente perché è un post che si trova su Facebook, alla portata di tutti, e quindi non è privato ma è messo pubblico, quindi noi andiamo più che tranquilli. Allora, qui il dottor Berlato c'è una sua bella foto, penso una sua foto del giornale La Repubblica, con scritto il Novax Berlato dietro Meloni nel nord-est, il Covid un imbroglio, l'imbarazzo di Fratelli d'Italia in Veneto.
Oltre a riportare questo trafiletto della Repubblica, questo Ludovico Mazzarolli dice: certo che se il virgolettato risponde al vero, è proprio uno sforzo collettivo, quello di tutti i partiti, di cercare di candidare ciò che non è votabile dal comune uomo della strada, comunque la pensi. È un tratto che unisce l'intero arco costituzionale, ergo deve esserci un'unica scuola che forma chi fa le liste. Così come ce n'è una sola in tutta Italia che forma chi stabilisce i cantieri in autostrada, la loro durata, la loro lunghezza, quanti ci lavorano e a che ora di quali giorni. L'imbarazzo sempre dopo. Al che le racconto questo piccolo aneddito, il nostro editore vede questo post e risponde a questo sedicente scienziato, così si definisce questo Ludovico Mazzarolli, e risponde difendendo la sua persona, e questo qui va avanti a spada tratta dicendo che già essendoci un Novax già lì non c'è niente da dire, per lui è spazzatura. Quando poi però si accorge di conversare con l'editore di un emittente, fa una piccola marcia indietro, dicendo semplicemente: gentile Sandro Ruzza, se posso permettermi un suggerimento, lasci stare, non sapevo che lei fosse un giornalista, ma se lo fossi io e avessi come ospite un candidato al Parlamento europeo, non gli farei domande sul passato, ma su quello che lui vede nel futuro dell'Unione Europea, eccetera eccetera. Cioè, quindi prima butta fango addosso, poi quando si accorge di avere un giornalista davanti fa un passo indietro e vuole guardare al futuro. Ma come mi fai un post che riguarda il passato e consiglia agli altri di guardare al futuro? Allora, cosa veramente assurda di queste persone che io per me lasciano un po' il tempo che trovano. E vorrei, dottor Berlato, gentilmente che lei mi dicesse cosa ne pensa a riguardo e se ha voglia anche rispondere in diretta a questo personaggio. So che non merita risposta, però sarebbe giusto dirgli qualcosa. Guardate, allora io sono sempre convinto del fatto che l'ignoranza si combatte con il silenzio, ma la malafede si combatte con la verità, e quindi non rispondere a questi soggetti significa dare l'impressione di essere o deboli oppure di essere in torto. Allora, prima di tutto, questa campagna denigratoria che è stata messa in atto dai mezzi di disinformazione della sinistra, iniziando da Repubblica e poi la 7 e poi una serie di altri strumenti che loro utilizzano per fare la battaglia politica contro l'avversario politico. Vabbè, da un certo punto di vista uno può fare la battaglia politica ma non usando delle falsità. Ti spiego perché falsità. Io non sono un Novax, non che questa etichetta semplicistica mi possa in qualche modo disturbare, ma io sono vaccinato con tutti i vaccini obbligatori. La mia attività di parlamentare europeo mi porta a girare spesso per il mondo e incontrare tantissime persone di tutti i continenti, no? E quindi io ho deciso consapevolmente di sottopormi alle vaccinazioni obbligatorie, in alcuni casi anche proprio per tutelare la mia salute e la salute anche delle persone che mi stanno attorno. Quindi questo Berlato è un Novax, è una falsità, non è una cosa che assomiglia, no, è una falsità. Io, in occasione di questo grande imbroglio del Covid-19, poi spiego perché grande imbroglio, io dopo essermi consultato con degli eminenti esperti a livello europeo in virologia, io ho scelto consapevolmente di non farmi inoculare queste sostanze geniche sperimentali, così come vengono definite dai produttori di queste sostanze, Pfizer, Moderna, AstraZeneca e via dicendo, allora che dicono che questa sperimentazione, i primi esiti di questa sperimentazione verranno resi noti a fine 2024. Questo lo scrivono le aziende produttrici di queste sostanze, che non sono vaccini, perché il compito di ogni vaccino, da quando storia è storia, è quello di impedire alle persone di ammalarsi e impedire alle persone poi di poter trasmettere l'infezione, no?
questo deve fare un vaccino. A voi risulta che a tantissime persone che, credendo a questa narrazione del vaccino come unica via per poter proteggersi da morte sicura, allora voi vi risulta che persone che sei volte queste sostanze siano rimaste immunizzate e non si siano ammalate? Sono ammalate, molte in modo severo, purtroppo molti anche morti. Esatto. Quindi la dimostrazione che questi non sono vaccini. La narrazione che c'è stata poi ripetuta e anche dal Presidente del Consiglio di allora, Draghi, che a reti unificate ebbe da dire: chi non si vaccina muore, chi non si vaccina fa morire lui e lei. In un ambiente di persone tutte vaccinate, quell'ambiente è perfettamente sicuro, mai affermazione fu smentita così platealmente dai fatti, perché purtroppo non solo le persone che sono inoculate queste sostanze si sono ammalate, sono anche morte purtroppo, ma è la dimostrazione. Io mi sono affidato non a queste sostanze igieniche sperimentali, ma a delle cure domiciliari precoci, fatte non da stregoni della savana, ma da medici esperti che mi hanno curato con degli antinfiammatori, antivirali, cortisonici, prodotti che sono comunemente in uso, basta andare in farmacia per dirlo. Sì. Sono stato curato io, i miei familiari, i miei amici, coloro che mi stanno attorno, quando abbiamo contratto il Covid-19, siamo stati curati in questo modo. Dopo 3 giorni sono perfettamente guarito. Allora, dimostrazione, chi diceva che non si vaccina muore, se fosse vera questa narrazione, noi che non ci siamo prestati a questo ricatto vaccinale saremmo tutti morti. Non saremmo qui a fare... Io sarei morto. Invece siamo tutti qua a parlarne. Allora vuol dire che quello che ci raccontavano è una narrazione falsa. Perché ci raccontavano una narrazione falsa? Non ci hanno mai raccontato la verità. Io ho fatto diversi incontri, sia sui social, ma anche, guardi, l'ultimo in presenza fisica l'ho fatto a Bassano del Grappa il 9 di marzo scorso. C'erano 2500 persone a sedere al palazzetto dello sport di Bassano del Grappa, 2500, perché non ce ne stavano di più. Abbiamo pagato 10 euro come contributo spese per partecipare a questo incontro e con 10 giorni d'anticipo abbiamo saturato tutte le prenotazioni, tutti i 2500 posti disponibili. Altre 1400 persone si sono messe in lista d'attesa nella speranza di poter, speranza non come quello che faceva il ministro, che non abbiamo più vedere, ma nella speranza che qualcuno dei 2500 magari rinunciasse alla presenza e lasciasse posto ad altri. Per dire, la dimostrazione che io ho continuato invitando sulle mie piattaforme social, invitando dall'inizio di questa emergenza sanitaria legata al Covid-19, ho invitato persone che la pensavano in modo diametralmente opposto l'una dall'altra, per fare in modo da poter avere delle informazioni non a senso unico, non pilotate, non la narrazione che ci raccontava che solo i vaccini ci potevano salvare da morte certa, ma ho invitato tante persone in modo tale che poi i cittadini fossero liberi, dopo aver avuto una corretta ed esaustiva informazione, essere liberi di scegliere consapevolmente cosa fare. Io non ho mai criticato chi si è affidato alla narrazione, si è fatto inoculare 5, 6, 7, non so quante dosi. Mai criticati, ma non capisco perché noi che abbiamo deciso invece di affidarci alle cure mediche domiciliari precoci, perché siamo stati trattati come dei pericolosi untori oppure soggetti che sono... Perché se io rispetto la scelta di un altro di affidarsi a questa narrazione e quindi di farsi inoculare queste sostanze, perché tutti gli altri sono stati trattati come pericolosi untori o negazionisti? Come posso essere io negazionista se io stesso ho contratto il virus? E sapete dove l'ho contratto? L'ho contratto al Parlamento Europeo di Strasburgo, dove sono quasi tutti vaccinati. Tanto per dire queste le cose. Allora, mi ha infettato un vaccinato. Ecco per dire, no? Allora, le cose strane è questa. Perché questa narrazione? Non ci hanno mai raccontato la verità. Non ci hanno mai raccontato la verità. Sin dall'origine del virus, ricorderete che hanno tirato in ballo quel povero pangolino, quel povero pipistrello del mercato di Wuhan.
per dire povere bestie ingiustamente incolpate di questo salto di specie, mentre in realtà sono poi stati costretti ad ammettere che il Covid-19 altro non è se non una manipolazione ingegnerizzata dal laboratorio di virus manipolati a fini militari. Ma questo lo sappiamo da documentazione che è stata pubblicata, certo, ancora nel 2014-2015, eppure la narrazione del pangolino, poi la narrazione secondo la quale tutti coloro che risultavano positivi ai tamponi, la cui attendibilità è inferiore al 30%, allora però la corsa ai tamponi per verificare chi è contagiato, spacciando per malati tutti coloro che risultavano positivi a questi tamponi. Altra bugia colossale. Perché, esatto, tutto questo? Perché tutto questo? Tutto questo perché avevamo bisogno di numeri, elencare ogni sera nei telegiornali numeri per poter spaventare le persone, perché se le persone non le terrorizzi non riesci a far digerire loro inaccettabili privazioni di libertà individuali. Ricorderete quando, voi sapete che ogni anno per le varie forme influenzali muoiono in Italia dalle 30 alle 55.000 persone, ogni anno. Nel periodo di Covid più nessuno è morto per influenza, più nessuno moriva di tumore, più nessuno moriva di infarto, tutti morti per Covid. Per Covid, tutti. Ecco, la narrazione, poi credo fosse ininfluente il fatto che un nosocomio che ospitava uno che veniva classificato come malato per Covid prendeva 3 volte il contributo pubblico rispetto a un malato normale. Credo che questo non, sapete che i soldi difficilmente possono influenzare le decisioni degli esseri umani, no? Allora ma questo mettiamo da parte. Poi tutti questi morti, moriva di infarto, classificato morto per Covid. Moriva di tumore, morto per Covid. Tutto questo per dire, vedete quanti morti ci sono, bisogna mettere le persone in lockdown, mascherine, e arrivare addirittura, questo è stato criminale, perché anziché permettere ai medici di curare le persone, come sempre avvenuto nella storia, in scienza e coscienza, nel rispetto del giuramento di Ippocrate, hanno impedito attraverso dei protocolli criminali, hanno impedito ai medici di andare a curare le persone, abbandonando i malati in vigile attesa e tachipirina. Esatto. Cioè, è una cosa folle. Io l'ho definita una scelta criminale, mi assumo la responsabilità di quello che dico, scelta criminale, perché poi le persone abbandonate a se stesse, non curate, arrivavano a situazioni severe, perché poi i polmoni erano gravemente compromessi, e quando venivano poi ricoverati in ospedale avevano già i polmoni che erano compromessi, e poi per arrivare poi addirittura l'intubazione, che sappiamo che anche lì è il colpo di grazia finale che è stato fatto. Ma scusatemi, chiudo unicamente per dire, io in tutta questa fase non mi sono mai schierato a favore delle opposte tifoserie, sì vax o no vax, classificazioni che ritengo vergognose, ma io ho sempre combattuto per garantire ai cittadini una corretta informazione, per fare in modo da permettere ai cittadini poi di scegliere liberamente se affidarsi a queste sostanze igieniche sperimentali o se affidarsi alle cure mediche, come ho fatto io. Io sono la dimostrazione vivente che curando le persone le salvi in 3 giorni. Io ho modo di dire, assumendomi la responsabilità di quello che dico, ho modo di dire che se tutte le persone ammalate di Covid fossero state curate come sono stato curato io, probabilmente molti di quelle morti che purtroppo sono avvenute potevano essere evitate. Io sono di questa convinzione, ma siccome io, ribadisco, mi affido a chi veramente sa di queste cose, e mi sono affidato ai consigli e alle informazioni di autorevoli esperti in virologia a livello canale, non come succedeva durante il periodo Covid, che sulle reti nazionali andavano a parlare ortopedici e si inventavano esperti di Covid, come ricorderete. Andavano a parlare solamente quei medici che erano in busta paga, molti di questi erano in busta paga delle multinazionali farmaceutiche. E cosa volete che dicano questi qua se vanno in TV? Diranno che
coloro che li pagano sono i salvatori della patria, i salvatori Per della salute forza. pubblica. Questo è Per quello che è forza. successo. Quindi noi abbiamo e continuiamo a chiedere, non smetteremo di combattere fino a quando non si obbligheranno le istituzioni, compresa la Commissione europea, a raccontarsi la verità. A dirsi che chi si è assunto la responsabilità di scelte criminali si assuma anche di fronte alla legge la responsabilità di queste scelte. Sarebbe una cosa bella, doverosa, direi. Certo. Bene, dottor Berlato, io non posso che condividere tutto quello che lei ha detto fino adesso, lo sottoscrivo anzi perché sono del suo stesso parere. Io la ringrazio per essere stato nostro ospite, la ringrazio veramente dal profondo del cuore e le faccio un grandissimo, il più grande in bocca al lupo per le europee. Anche io mi unisco all'auspicio della mia amica Elisa Boscolo. E che vada tutto bene, che portiamo una ventata di freschezza, una ventata di verità, soprattutto di cose vere. Bisogna contrastare queste problematiche. Esatto, la ringrazio per la sincerità, la ringrazio veramente di tutto, per la sua disponibilità. E di nuovo io le rinnovo ancora l'in bocca al lupo da parte di tutta l'emittente, da parte del nostro editore anche che non vede in video, e la saluto caramente e la ringrazio. Ringrazio voi per l'opportunità e un saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo. Grazie di nuovo. Grazie. Arrivederci dottor Berlato. Grazie. Arrivederci a tutti, alla prossima. Saluti.